Queste lettere sono state mandate perché devono essere mandate, perché anche uno che fa un omicidio efferato deve mandare una lettera di scuse, ma questa è una roba un po' legale, cioè un avvocato è una strada che bisogna percorrere anche dalla parte del torto, loro consigliati dai suoi legali hanno fatto sta lettera. Massimo Miazzo non accetta le lettere di scusa dei due giostrai che sabato, mentre scappavano dai carabinieri, hanno spezzato la vita di sua moglie Marina. In questo momento nella casa di via Portorose non c'è spazio per la parola perdono e la missiva dettata dai due fratelli suona come un gesto scontato. Niente e nessuno potrà restituire a Massimo il sorriso e la presenza di Marina. Spero, spero di avere fiducia sulla giustizia. Spero che non capita a nessuno, perché nessuno può provare un dolore, non è giusto, la mente nostra non accetta un dolore così. All'indomani della scarcerazione di Anthony Reinhard, il giostraio che insieme al fratello ha travolto e ucciso la moglie in via del Giglio, Massimo Miazzo non ha nemmeno la forza di piangere e di arrabbiarsi. Lei cosa sta raccontando adesso a sua figlia? Cosa sta spiegando? Spiegando che non c'è più sua madre e che bisogna andare avanti senza averla. Un dolore che resterà sempre nonostante la vicinanza di amici e parenti, l'incapacità di spiegarsi perché proprio la loro famiglia, perché proprio a Marina. Tu esci da casa con un motorino a posto, con l'assicurazione anche per il passeggero nell'eventualità monti qualcuno dietro, col caschetto col marchietto e non sei sicuro di fare niente, cioè non sei sicuro di tornare. I funerali di Marina Badiello verranno celebrati venerdì mattina alle 10:45 nella chiesa della Santissima Trinità all'Arcella.